La precinsoia è un prodotto, diciamo, del latte derivato estremamente interessante, costituito principalmente da sieroproteine di latte. Hanno assunto nella tradizione ligure un ruolo diverso, è quello di formare fondamentalmente la prescinsea. Prescinsea che poi è stata utilizzata fondamentalmente per la produzione della focaccia al formaggio e altre diciamo piacevoli alimenti della tradizione ligure. I grassi vanno a finire poi tutti nel formaggio e la prescinsea ha un contenuto molto esiguo di grassi. È anche molto facilmente digeribile, oltretutto perché sappiamo come le sieroproteine, che costituiscono la parte essenziale della prescinsea, vengono utilizzate anche per il latte degli infanti. Le sieroproteine negli anni sono state studiate, si è partiti da un'area prevalentemente sportiva, dove venivano utilizzate fondamentalmente per aumentare la massa magra negli sportivi. Protocolli di terapia hanno dimostrato come siano estremamente valide soprattutto nella sarcopenia, nella perdita di massa muscolare, soprattutto delle persone anziane. La digeribilità è sicuramente maggiore oltretutto rispetto al formaggio.